Ciao a tutti, ben ritrovati, sono il maestro Fide Niccolò Napoli e oggi vedremo insieme una partita molto interessante. Il giocatore con il bianco è un giovane maestro internazionale del Belgio, mentre il giocatore con il nero è un altrettanto giovane grande maestro della Repubblica Ceca. Il bianco si chiama Daniel Darda, il nero, anche se ha un cognome molto asiatico, Nguyen Thai Daivan, un giocatore che ha ben 2571 punti fine. La partita è molto recente, è stata giocata proprio qualche giorno fa, e quindi nei primi giorni di novembre, in un torneo chiuso che si sta giocando in Germania. Qualcuno si chiederà cosa sono i tornei chiusi. I tornei chiusi sono tornei con un numero ristretto di giocatori, quindi 10 giocatori dove tutti giocano con tutti, dove si verificano le condizioni per acquisire il titolo internazionale di maestro internazionale, grande maestro, eccetera. Allora, iniziamo subito, quindi C4 è la prima mossa e chiaramente questa è un'apertura inglese. Qual è la particolarità dell'apertura inglese? Il bianco cerca di impostare un gioco molto posizionale, difficilmente chi gioca all'inglese cerca di aggredire immediatamente l'avversario, di sacrificare pezzi, di creare complicazioni. E il nero risponde con C5, quindi il gioco prosegue con lo sviluppo normale del cavallo, il fianchetto per il nero. Adesso vado un po' rapido finché non raggiungo una posizione che vorrei commentare un po' di più. Quindi, se la partita inizia con un po' di simmetria perché entrambi abbiamo messo un alfiere in fianchetto, e adesso il gioco prende un'altra piega perché il nero decide di rompere la simmetria con B6. Ricordate che se il nero copia tutte le mosse al bianco, quindi il nero cerca di mantenere la simmetria copiando le mosse, i piani e le idee del bianco, prima o poi il bianco prende l'iniziativa. Quindi il nero non è mai in grado di copiare fino in fondo le stesse mosse dell'avversario, perché il bianco, avendo quel tratto in più, quella mossa in più, prima o poi prenderà l'iniziativa. E qui il nero decide di rompere appunto questa iniziativa e probabilmente uscire un po' fuori dagli schemi principali. L'idea delle aperture sono sempre le stesse, quindi conquistiamo il centro, cerchiamo di portare i nostri pezzi verso il centro e quindi il nero tra le sue idee potrebbe avere un piano come giocare, non so, E6, mettere un cavallo in E7 e da lì cercare di realizzare la spinta centrale in D5. Questo è un piano tipico che anche il bianco spesso cerca di realizzare. In che modo? Magari contro una mossa come B6, il bianco potrebbe continuare benissimo con la spinta in E3, il cavallo in E2 e da lì D4. Naturalmente è sempre meglio cercare di prendere l'iniziativa al centro nel momento in cui abbiamo le condizioni ideali, ossia avere il nostro re al sicuro. Quindi diciamo che qualora la partita possa proseguire in questo modo, io prima metto il re al sicuro, dopodiché cerco di prendere l'iniziativa, cerco di prendere un po' più di spazio attraverso la spinta del pedone centrale. Qual è l'idea di giocare B6 da nero? Probabilmente il nero vuole cercare di togliere il pezzo più forte dell'avversario. Dovete sapere che ogni volta che un giocatore colloca un alfiere in fianchetto, l'alfiere in fianchetto diventa il pezzo più forte. Quindi il nero sicuramente, prima o poi, dopo aver messo un alfiere in B7, vorrà rimuovere il cavallo ed eventualmente scambiare questo alfiere del bianco. Allora, la partita prosegue con B6. C'è anche da dire che B6 immediatamente potrebbe dare un'idea al bianco. Qual è l'idea? La torre in A8 non è difesa e quindi prima o poi potrei cercare di realizzare una spinta come B4, approfittando del fatto che il cavallo risulti essere inchiodato. Ok, la partita prosegue con il pedone D3, alfiere B7 e qui il bianco ha fatto una mossa veramente strana. Ok, perché è una mossa strana? Perché un alfiere in G5 è vero che collochiamo immediatamente un pezzo nella metà scacchiera avversaria, però è anche vero che il nero con facilità potrebbe attaccarlo, potrebbe giocare H6, potrebbe giocare F6, comunque con molta facilità riesce a scacciare questo alfiere. E alfiere G5, seppur strana, ha un'idea, e l'idea è cercare di rallentare il piano che abbiamo visto prima, perché adesso il pedone 6 risulta essere inchiodato perché chiaramente siamo pronti a catturare la regina qualora venga spinto. Quindi il piano che abbiamo proposto prima, quindi E6, cavallo E7, per poi eventualmente realizzare la spinta in D5, in questo momento viene neutralizzato. Il nero gioca una mossa naturale come H6, scacciamo via questo alfiere dalla nostra metà scacchiera, l'alfiere ritorna indietro, ovviamente tornare in D2 è
diciamo, la ritirata migliore perché diamo anche un senso al fatto che difendiamo e manteniamo il contatto sul nostro cavallo. Ok, adesso proseguo perché il nero effettivamente vuole realizzare il piano che ho proposto prima, quindi spingo in E6 per dare una casella libera al mio cavallo e poi successivamente cerco di spingere in D5. E quindi il bianco gioca una mossa molto impegnativa. E perché impegnativa? Perché chiaramente cerca di mettere subito sotto pressione le debolezze che si sono create. Quest'alfiere non è difeso e quindi l'idea potrebbe essere B4 e poi la successiva chissà fare B5. Comunque vada, il bianco potrebbe prendere spazio. Ok, la partita prosegue in questo modo. Torre B1, una mossa interessante perché anche Torre B1 mette un po' sotto pressione l'alfiere in B7 che non è difeso, perché dopo una mossa normale come a Rocco, qual è il modo migliore per sfruttare quest'alfiere? Sicuramente la cattura. Il pedone B adesso risulta essere chiodato, io nel giro di qualche mossa cercherò di catturare quell'alfiere. Ok, la partita prosegue con una mossa logica perché il pedone C è sotto attacco, quindi dobbiamo difendere. Adesso vado un po' rapido. E regina C1 è la mossa giocata in partita. Qual è l'idea? Adesso ho creato una piccola coordinazione in attacco. Questa coordinazione prende il nome di batteria e chiaramente l'idea è attaccare il pedone H6. Una mossa naturale come il Rocco ovviamente non funziona perché io catturo in H6, guadagno un pedone e attacco comunque sia, voglio cambiare la chiave di fianchetto, il bianco ha ottenuto sicuramente una posizione più comoda, un vantaggio materiale, un'iniziativa. Quindi, tornando indietro, ovviamente, dato che il nero non può roccare corto, cerca di fare qualcos'altro, quindi regina di 7, una mossa di attesa, cavallo F3 e cavallo di 4, cercando di restituire l'idea dell'inchiodatura, perché è vero che l'alfiere bianco prima inchiodava su questa diagonale, ma adesso l'alfiere nero, che comunque sia risulta essere difeso, inchioda il cavallo, dietro il quale c'è un alfiere in G2 che non è difeso più da nessuno. Ok, adesso continuo, faccio delle mosse un po' rapide per non creare molte confusioni, quindi E4, F5, regina di 1, e finalmente il nero riesce a mettere il proprio al sicuro, il bianco fa lo stesso, catturo, catturo, e a questo punto il nero cerca di prendere l'iniziativa. Ok, in che modo? Torre C8. Torre C8 è una mossa molto furba perché l'idea immediata è cercare di catturare per poi attivare la torre. E queste mosse di torri sono importanti e si verificano quando abbiamo l'idea di aprire una colonna. Come sappiamo, le torri sono molto importanti nel momento in cui si riescono a collocare su colonne aperte, quindi colonne dove non ci sono pedoni, o comunque su colonne semiaperte. Quindi l'idea di giocare a torre C8 è l'idea di catturare, e quindi in questo caso la colonna C si considera semiaperta e io magicamente, rapidamente, mi troverò con una torre in una posizione molto più attiva. Quindi il bianco ovviamente decide di non permettere l'attivazione di questa torre nera, gioca B5 e la partita prosegue. Adesso, andando un po' rapido, vediamo un po' che cosa si è verificato in partita, perché si è verificato un piano veramente molto bello e affascinante e probabilmente anche difficile da capire. Ok, il nero cattura in F3, il nero colloca un alfiere in D4 che chiaramente in coordinazione con le torri crea un po' di pressione su F2 e qui il piano della partita. E il bianco probabilmente aveva già previsto una mossa di alfiere attaccando quella torre, quindi la torre dovrà spostarsi e a questo punto sacrificare la propria qualità. Quindi quando io do una torre per un pezzo leggero, quindi alfiere o cavallo, per un pedone, e siamo in presenza di tanti pezzi all'interno della scacchiera, questo sacrificio è possibile e nonostante io abbia un piccolo svantaggio materiale, sicuramente avrò un compenso. Quindi in videogioco, se potete dare una torre per un cavallo e un pedone, una fiera e un pedone, quasi sempre è più che fattibile, più che accettabile. E in questa situazione il sacrificio potrebbe essere spontaneo perché? Perché abbiamo detto che la fiera di fianchetto è il pezzo più forte che abbiamo, quindi nel momento in cui io sacrifico, è vero che sacrifico una torre, però ho rimosso il suo pezzo più forte. E questo mi fa venire in mente magari che ci potrebbero essere dei temi di matto, perché se io riuscissi a portare il mio fiere in C3 in coordinazione con la regina, chiaramente creo difficoltà alla difesa del mio avversario su tutta la diagonale. Ok, la partita prosegue, quindi E5 per tappare e chiudere la colonna. Ovviamente tutte queste
queste mosse di pedone in realtà aiutano anche un po' il bianco, perché adesso il bianco è riuscito a portare due pedoni nella metà scacchiera avversaria, ha conquistato un po' più di spazio e, cosa molto importante, potrebbe, chissà in futuro, cercare di occupare queste caselle. Queste tre caselle che ho colorato sono caselle deboli che il nero non è più in grado di difendere con i propri pedoni e che sono caselle, diciamo, ambiziose dove cercare di portare un proprio pezzo. Perché? Perché se io riuscissi in qualche modo a portare, non so, un alfiere in E6, ok, adesso la freccia non è venuta bene. Comunque, se riuscissi in qualche modo a portare un alfiere in questa casella, sicuramente la posizione del mio alfiere verrà migliorata, così come in C6 o in E6 o in A6. Quindi un pezzo leggero che occupa una casella debole avversaria difesa da un nostro pedone. E tutte queste informazioni poi alla fine prendono il nome di una parola soltanto, avamposto. Quindi se io creo un avamposto ho migliorato il mio pezzo. Ok, la partita prosegue. Qui con certezza potremmo dire che bianco ha sicuramente più spazio. Tre pezzi nella metà scacchiera avversaria, quindi il fatto che abbia una qualità in meno, quindi il nero abbia due torri mentre io ho soltanto una torre e un pezzo leggero, non è così importante. Adesso il nero cerca di attuare il piano più logico, Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. ossia cercare di semplificare, perché se io ho un vantaggio materiale cerco di semplificare la posizione, dopodiché otterrò sempre qualcosa di più facile da gestire. E qui il bianco fa un'altra mossa spettacolare. Torre C6. Torre C6 è un sacrificio di qualità, però è anche vero che io anche prima, qualche mossa prima da bianco ho sacrificato una qualità. Quindi quando il mio avversario mi cattura, io qui mi ritrovo con due qualità in meno e chiaramente anche dal punto di vista numerico, se considerassimo l'alfiere 3 punti, abbiamo 3 più 3, 6, più un pedone, 7 punti, contro le due torri, il cui valore è assegnato magari da chi ha studiato gli scacchi di 5 punti ciascuno, quindi abbiamo sicuramente uno svantaggio materiale, però abbiamo un vantaggio pratico dinamico. Questo vantaggio pratico e dinamico è dato dal fatto che io ho una coppia degli alfieri e un pedone in C6 fortissimo che chiaramente limita per adesso o comunque un po' per tutta la partita un pezzo nero in difesa perché questo pedone è molto pericoloso e tra l'altro è sostenuto anche da altri pedoni. Adesso la domanda potrebbe essere: qual è il punto più debole del nero? E sicuramente è evidente che qui ci sono delle diagonali bianche, adesso non le coloro tutte, però è evidente che ci sono delle diagonali bianche che sono molto appetibili e ambiziose, perché se portassi un alfiere in G4, questo mio alfiere è fortissimo, sicuramente il nero avrà difficoltà a rimuoverlo, e tra l'altro ci sarà sempre il rischio che quando io riuscirò a spingere il pedone C, questo pedone possa promuovere con facilità. Quindi bisogna fare molta attenzione con il nero. Adesso continuo un po' la posizione, quindi il bianco è riuscito a migliorare la posizione del proprio alfiere, quindi questa alfiere in F5 sicuramente si trova molto bene e mi dà anche spunti e idee per coordinare i pezzi in attacco, perché io potrei mettere una regina in H5 che con l'aiuto dell'alfiere inizia magari a dare fastidio sulla casella G6 e uno schema d'attacco potrebbe essere una regina in H5, un alfiere in D2, dopodiché decidere di rimuovere il pedone G e il pedone H anche in modo attraverso la spinta del pedone laterale. Questo pedone H che io lancio, porto in avanti, cerco di cambiare il pedone H col pedone G, dopodiché mi troverò la coppia degli alfieri coordinata con la regina in avanti. Ok, la partita prosegue in questo modo. Il nero decide, dato che il bianco era pronto ad attaccare sul lato di re, di fuggire col proprio re e dare anche al re un ruolo. Dovete sapere che comunque sia, quando sono stati cambiati diversi pezzi, il re lo dobbiamo considerare un pezzo come gli altri, quindi in un possibile finale io devo migliorare il mio re. E il mio re, in questo caso, dato che deve andare via dal lato dove potrebbe essere attaccato, lo porto in E7 perché comunque do anche un ruolo difensivo. E in questo modo magari svincolo gli altri pezzi, i pezzi pesanti, a poter giocare. Ok, questa è la partita. E quindi il bianco ha appena giocato H4 ed è pronto a entrare sulle case nere, quindi oltre a entrare sulle case bianche con un alfiere in F5 fortissimo, sono anche pronto a giocare
con l'alfiere in G5. Probabilmente la mossa migliore, piuttosto che H4, forse poteva essere questa, mantenendo la stessa idea di giocare H4 senza dare al nero la possibilità di restituire una qualità. Il giocatore che è in vantaggio materiale dobbiamo sempre sapere che può restituire il proprio materiale quando vuole se riuscisse a ottenere una posizione più semplice da gestire. Quindi io da nero sono disposto a sacrificare una delle due qualità di vantaggio che ho se poi la posizione che ottengo è più semplice. In realtà non è questo il caso, perché mentre i pedoni controllano le case bianche, l'alfiere controllerà le case nere, quindi qui siamo veramente a corto di spazio. Comunque il pedone bianco in C6 è forte ed è pronto a minacciare delle possibili promozioni. E la partita prosegue con regina B4 attaccando la debolezza. Questo pedone dovrà essere difeso. Ovviamente la difesa del nero non è poi così forte perché è veramente un peccato vedere una regina in una posizione così passiva, così difensiva, e allora vuol dire che sicuramente la strategia non è stata quella corretta. Qui magari dall'esterno, diciamo, diamo uno sguardo alla posizione e vediamo soltanto vantaggi per il bianco, vantaggio di spazio, un pedone passato sostenuto da un altro pedone, quindi c'è una piccola catena pedonale veramente forte, e non resta che altro che fare che cercare un modo per, tra virgolette, sfondare, quindi cercare di attivare la mia regina in una posizione più attiva e cercare quindi di creare nuove debolezze. Questo è il piano appunto che cerca di realizzare il bianco, perché il bianco attraverso regina B5 e poi la spinta successiva in A5 inizia ad aggredire la struttura pedonale e dopo un eventuale cambio tra le mosse interessanti sicuramente ci sarà anche questa da dover analizzare. E in questo momento purtroppo non funziona perché dopo un possibile cambio la torre rientra in difesa, blocca tutto e adesso mi ritroverò con una posizione persa. Però l'idea è semplicemente catturare il pedone, da qui creare una nuova minaccia, sostenere l'eventuale spinta in C7 e adesso facendo delle mosse casuali, quindi una mossa del genere, io semplicemente gioco C7 e a questo punto se mettessimo l'alfiere in D8 ci rendiamo conto che il mio avversario realmente non ha poi molte mosse a disposizione. Dopodiché io catturerò A7, manovrerò un po' e sicuramente riuscirò a vincere la partita. Ok, la partita prosegue in questo modo. A questo punto il bianco, dopo aver creato un'altra debolezza, perché il pedone B6 è stato indebolito, mentre prima quel pedone era difeso da un altro pedone, adesso non è più difeso da nessuno. Quindi regina B1 si prepara, così come dicevo prima, a entrare e a sfondare nella parte dello schieramento avversario. Quindi regina B1 ha semplicemente l'idea di puntare all'ingresso in H7. Quindi F6 e a questo punto abbiamo l'idea di entrare in F5, magari sulle case bianche, o chissà in futuro anche in H6. Quella torre in H8 svolge un ruolo, un ruolo difensivo e ovviamente se i pezzi pesanti avversari sono tutti vincolati tra loro alla difesa della posizione dei possibili ingressi, allora il bianco sicuramente ha una posizione più che soddisfacente. E tra l'altro dobbiamo sempre fare attenzione all'avanzata del pedone C. Infatti la posizione finale è proprio questa e dopo lo scappo in F3, che chiaramente è una mossa obbligata, il re semplicemente è andato via e il nero abbandonato. Perché abbandona? Perché la minaccia immediata è la promozione. Per bloccare la promozione vuol dire che devo allontanare la regina dalla colonna F e a questo punto di minacce ne verranno diverse. E magari un esercizio per chi sta osservando, per chi ha visto questo video fino alla fine, potrebbe essere cerchiamo di creare un matto, di trovare un matto, quindi potrei analizzare alfiere F6 immediatamente, regina 7, regina F6, di mosse ne ho diverse, nei peggiori dei casi, se non trovassi il matto, magari mi concentro sulla promozione, allora a quel punto elimino il pedone in D6, poi mi preparo per accompagnare il pedone C col pedone D. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate che potrete rivedere l'analisi del video nello studio Lices che trovate qua sotto, nella descrizione di questo video. Ok, tutto ciò che vi viene in mente potete commentarlo in modo che
in un secondo momento cercherò di rispondere a tutti. Grazie per la visione e al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!